Benvenuti a tutti. Quella di stamattina è la giornata conclusiva di una progettualità che i tre comuni di Ariano nel Polesine, Adria e Loreo, non li cito in ordine di importanza, ma di importanza nel senso del progetto, perché il capofila è stato il comune di Ariano e assieme ai comuni di Adria e di Loreo, all'ente parco, alla soprintendenza, aiutami Giovanna, andiamo con la sigla che è meglio, alla direzione dei Musei del Veneto e poi dopo alle associazioni del CERIDO, gruppo archeologico adriese, e CIPSAI, credo di non aver dimenticato nessuno, e ha dato vita a questa progettualità, nella terra più giovane d'Italia, come il nome che aveva messo, una storia antica, esatto, nella terra più giovane d'Italia. E sembra è un ossimoro raccontato così, ma in realtà quello che noi abbiamo nel nostro territorio è proprio questo. Noi abbiamo un delta del Po, un territorio che è estremamente apprezzato e conosciuto per quello che può raccontare dal punto di vista naturalistico. Abbiamo delle realtà, indubbiamente come Adria, come il Museo Archeologico, insomma, e anche come San Basilio e come l'Antiquario di Loreo, che sono delle gemme che racchiudono la storia e le origini dei nostri territori. Con questa progettualità abbiamo voluto metterli assieme. Quella di oggi, dopo un incontro molto bello che è stato fatto a Loreo l'altra sera, dove un geologo, Daniele Bredantin, Sandra Vedetti, presidente del CERIDO, e Luigi Contegiacomo, anche lui del CERIDO, ma ex direttore dell'Archivio di Stato di Rovigo, hanno dato vita a una serata decisamente molto interessante. Abbiamo questo che è la giornata conclusiva, dove da una parte spieghiamo un pochettino cos'è stato il progetto e che valore ha avuto, e dall'altra ci sono degli spunti che serviranno poi, perché questo progetto non rappresenta certo il punto di arrivo, ma il punto di partenza per andare avanti in questa direzione. Io mi fermo qui e do la parola al padrone di casa, che è il mio sindaco Luisa Bettramento. Grazie Sandro, grazie a tutti voi per essere qui, grazie ai partner del progetto, perché diciamo, è stata un'occasione certamente importante, per valorizzare il nostro territorio. Ringrazio della presenza anche dell'assessore Corazzari, che mi fa piacere sia nel nostro comune, e penso sia l'occasione anche forse prima di visitare il nostro centro turistico, e quindi sono lieta della sua presenza. Un progetto che è nato diciamo un po' in corsa, nel senso che siamo partiti a prepararlo e predisporlo dopo che abbiamo visto appunto che la Regione Veneto aveva pubblicato questo bando, e quindi insieme i tre comuni di Ariano, Adria e Loreo hanno deciso di provare e di candidarsi. È arrivata la candidatura diciamo a novembre, i primi di novembre, quindi insomma un progetto in corsa, però nonostante i tempi ristretti, perché doveva essere concluso appunto entro il 31 di dicembre, è stato veramente insomma credo importante anche per il suo significato che diciamo il nostro delta ha un patrimonio archeologico unico, che lo rende unico anche nella sua unicità, e nel suo essere e poter proporre all'interno di quelle che sono le altre bellezze naturalistiche naturali di tutto il Parco del Delta, rende e completa un'offerta, una proposta turistica e di visitazione veramente completa a 360 gradi e durante tutto l'anno, perché la possibilità di poter gustare e godere del delta nei periodi estivi per le bellezze naturalistiche, che sono però particolari e belle certamente anche d'inverno, ma poter avere anche una proposta culturale ed archeologica, credo sia un qualche cosa che lo rende veramente importante da valorizzare e lo completa. In particolare l'essere riusciti a mettere insieme quelle che sono i tre punti di forza dell'archeologia nel Delta, e credo che anche questo sia un valore aggiunto ed un elemento che ci deve stimolare nel continuare a lavorare con queste progettualità. L'archeologia nel Delta è presente in questi tre comuni, ad Ariano,
ad Adria e a Loreo. E quindi è, credo, importante e necessario veramente continuare con una progettazione che li possa rendere più visibili, più aperti e più anche proprio da proporre in relazione a quella che è l'unicità del territorio del Delta. Ecco, noi siamo stati lieti, ecco, di essere anche capofila in questo progetto, perché forse per una indole anche nostra siamo veramente molto legati e crediamo veramente molto in quella che è la potenzialità che i nostri territori ci possono offrire. Noi, insomma, come nel comune di Ariano, stiamo investendo veramente molto nell'archeologia, nella ricerca che questo territorio ci può far emergere, ci può dare. Dal 2019 sono comunque ancora presenti, sono partite una campagna di scavi biennale e adesso è in corso un'altra campagna di scavi e di ricerca triennale che vedrà, oltre alla ripresa appunto degli scavi, anche un riallestimento, ecco, del centro turistico, riallestimento che in parte c'è già stato grazie ad un progetto cofinanziato dal GAL, che vedete, insomma, ecco, già rimodernato, chi lo conosceva prima lo vede certamente diverso, e che sarà ulteriormente valorizzato e implementato con questa nuova progettualità che è in corso. Quindi voglio dire, ecco, un interesse, ecco, verso l'archeologia, i nostri siti, il nostro centro turistico, che è certamente, insomma, all'attenzione della nostra amministrazione, del nostro comune, e credo che riuscire a tenerli in rete con Adria e con Loreo possa proporre al visitatore un qualcosa veramente di più completo, ancora di più. Ecco, adesso abbiamo bisogno veramente di continuare con queste progettualità, abbiamo bisogno che i nostri centri rivisti, rimessi in sicurezza, possano essere mantenuti aperti, che la visitazione sia costante, continua e che possa consentire, ecco, appunto, di essere apprezzata, valorizzata e ulteriormente scoperta, perché abbiamo sicuramente un patrimonio che neanche noi conosciamo del tutto e che non riusciamo ancora forse interamente noi stessi ad apprezzare. Quindi io ringrazio tutti gli operatori, insomma, ecco, tutte le associazioni che Sandro ha nominato prima, per avere collaborato ed essere presenti, ecco, nella realizzazione, prima nella predisposizione, poi anche proprio nella realizzazione del progetto. Ringrazio anche Mara perché, insomma, ecco, ha coordinato ed è stata un po' il coordinatore, insomma, anche di questo progetto, avendo l'affidamento appunto della gestione del servizio. E quindi, insomma, ecco, oggi sentiremo un pochino come è andata e quali progettualità e proposte ci sono, però, ecco, io sono veramente contenta e auspico, ecco, che possa essere l'inizio di una progettualità che possa proseguire con rispetto a questa modalità anche gestionale e operativa all'interno del Delta. Grazie a tutti. Bene, grazie Sindaco. Io chiamerei adesso il Sindaco di Adria, Omar Barbierato. Facciamo prima i tre attori, i tre comuni, e poi dopo invertiamo l'ordine, lasciamo la regione per ultimo con l'assessore Corazzari, e prima di lui facciamo parlare il Sindaco di Loreo, ma non in qualità di Sindaco di Loreo, ma di Presidente dell'Ente Parco, che è l'ente che prima ho scordato di citare fra gli enti. Va bene. Allora, buongiorno a tutti, mi unisco ai ringraziamenti, in primis del Comune di Ariano, del Sindaco e di Sandro, che hanno creduto moltissimo in questo progetto e quindi sono stati capofila non solo dal punto di vista strettamente formale, ma proprio dal punto di vista del lavoro insieme al Museo Archeologico Nazionale e alla direttrice, la dottoressa Facchi. Quindi grazie a voi perché avete dato la possibilità a Loreo, ad Adria, di collaborare in un primo progetto che metta in rete le nostre ricchezze. Una delle prime volte in cui ho incontrato la direttrice Facchi è stata in un percorso del tavolo del turismo all'inizio proprio dell'amministrazione. Un tavolo in cui appunto si parlava e si deve parlare di turismo, ma a me hanno colpito le parole della direttrice quando mi dice:
Sindaco, prima di pensare ai turisti, pensiamo ai nostri cittadini del nostro territorio. Se i nostri cittadini non conoscono e non sono loro i primi, diciamo, protagonisti, persone che raccontano le bellezze del nostro territorio, neanche iniziamo a fare il turismo di questo tipo. Cioè non parte proprio, se ho capito bene, è sempre meglio mettere il dubbio. Ok. E, ecco, quindi questo progetto risponde o inizia a rispondere a questa esigenza, cioè quella di far conoscere ai nostri studenti, ai nostri giovani, ai nostri ragazzi queste ricchezze. In un'altra occasione il sindaco di Crespino ha parlato di archeologia come infrastruttura del territorio. E anche questo penso sia un altro elemento fondamentale che proprio insieme al Presidente del Parco, il Sindaco di Loreo, Moreno Gasparini, e agli altri colleghi del Parco stiamo non più valutando ma mettendo in pratica all'interno del progetto di valorizzazione del Parco del Delta. Cioè quei turisti che arriveranno attraverso la ciclabile Vento, la ciclabile Adriatica, troveranno nel nostro territorio alcuni attrattori culturali che permetteranno a queste persone di godere e di poter poi raccontare a loro volta le bellezze del nostro territorio. E quella principale sicuramente è l'archeologia, dal punto di vista culturale, attraverso appunto i siti di Loreo, Ariano e Ave. Quindi io mi fermo qui e sottolineo quanto detto da Sandro e da Luisa. Questo deve essere il punto di partenza di progetti concreti che mettano in rete i nostri 3 comuni, insieme al Parco del Delta, insieme a tutte le persone, le associazioni, le ricchezze che abbiamo nel nostro territorio, che sono altre gemme preziose da valorizzare, per poter ottenere appunto questo grande risultato di prima di tutto valorizzare il nostro territorio con i nostri cittadini. Grazie. Grazie Omar. Ed ora, Sara, tocca a te. L'assessore sarà forzato per il comune di Loreo che per l'ente ha seguito la parte progettuale legata alla città di Loreo. Buongiorno. Io mi lego brevemente alle parole del sindaco di Adria, di Omar, dicendo che per noi è stato importantissimo poter far parte di questo progetto e soprattutto per la sua parte di didattica. La didattica è stata per noi estremamente importante sia perché è legata alla nostra parte di popolazione più giovane, quindi ai bambini, ai ragazzi, alle scuole, ma soprattutto perché grazie a questo progetto abbiamo potuto portare la didattica e la conoscenza del nostro territorio, dell'archeologia del nostro territorio, anche attraverso conferenze indirizzate alla popolazione adulta, cosa che si fa meno, si fa in maniera un pochino più blanda, ma noi ci tenevamo moltissimo perché per quanto ci riguarda l'importante è stato sì rinsaldare e creare il legame con il nostro territorio attraverso l'archeologia e la didattica archeologica sperimentale che noi faremo a breve con i ragazzi delle scuole e quindi all'interno di un contesto di infanzia, di adolescenza, di ragazzi, ma soprattutto era importante per noi rinsaldare il legame con le gemme, le perle del nostro territorio all'interno di persone che il nostro territorio lo vivono da tanto tempo e che magari non sono mai state abituate a valorizzarlo, perché come diceva giustamente la dottoressa Facchi è inutile che noi puntiamo ad un turismo fuori dal nostro territorio, che arrivi da fuori senza avere una base di popolazione che valorizza personalmente, che sponsorizza personalmente attraverso il passaparola, per esempio, il nostro territorio. Quindi l'importanza di una didattica per adulti, per bambini e per ragazzi
all'interno di questo progetto per noi è stata fondamentale. Siamo stati estremamente felici di vedere che poi la popolazione ha risposto in maniera molto importante a questo tipo di progetto, perché l'ultimo evento che abbiamo fatto proprio presso la sala consigliare del nostro comune di Loreo giovedì sera è stato un evento con una grandissima partecipazione e sinceramente, detto qui tra noi, non ce lo aspettavamo, se proprio dobbiamo essere sinceri, perché è vero che le scuole rispondono sempre in maniera molto entusiasta invece a questo tipo di progetti, a questo tipo di eventi, ma è vero anche che la parte adulta, no, di popolazione di solito bisogna un po' trascinarla. Invece grazie a questo progetto e grazie all'enorme professionalità delle persone che hanno svolto la conferenza da noi, la popolazione ha risposto benissimo, è stata estremamente entusiasta, partecipe e felice di poter riscoprire anche parti del nostro territorio che magari sono state dimenticate per un po', o che magari non si conoscevano, perché è vero che noi viviamo qui ma non conosciamo tutte le perle, le gemme che costellano il nostro territorio. Quindi grazie a tutte le persone, tutti gli operatori che hanno lavorato insieme a noi per questo progetto, che comunque andrà avanti con le scuole per quanto riguarda il comune di Loreo, e siamo estremamente felici di averne fatto parte. Grazie. Grazie Sara. Ed ora Moreno, Presidente del Parco. In questo modo abbiamo tutti e tre i firmatari, attenta direttrice, un minuto, direttrice, un minuto, dove vai? Dove vai? Stai là. No, perché dicevo, adesso arriva Moreno e in questo modo hai tutti e tre i firmatari di un protocollo del Tovagliolo che tu dovresti ricordare, perché la volontà di mettere in rete, io l'ho vissuta il primo impegno come consigliere comunale di Ariano a un incontro che il parco aveva organizzato ad Adria, e insomma, ci siamo incontrati lì, era con la delegazione, cos'era, sloveni, croati, con i croati, e lì insomma su sollecitazione di Alberta abbiamo sottoscritto un impegno formale che, diciamo, dopo alcuni anni è riuscito a muovere il primo passo. E io ho portato a Roma come Tovagliolo, dicendo questo è stato sicuramente il primo passo. Da qui in avanti, con la collaborazione insostituibile dell'ente parco in questo caso e dei comuni che si vogliono impegnare, insomma, e della regione e dell'ABAP e delle associazioni che sono state coinvolte, siamo riusciti a muovere questo accordo che allora non neanche immaginavamo poi dopo di portare avanti. Prego, Presidente. Grazie Sandro, stai qua anche tu con me e stai qua anche tu Alberta, ma non per niente, perché comunque hanno parlato i tre comuni e qui parlano sì l'ente parco, ma tu che sei stato promotore con questa cosa, mi fa piacere che oggi ci sia l'assessore regionale Corazzari, perché vuol dire anche che abbiamo sensibilità oltre a quello che può essere il nostro tessuto amministrativo locale dell'ente parco, e non solo dei 9 comuni ma anche oltre. Ma vediamo che c'è la dottoressa da Verona oggi qua e Cristiano come assessore regionale Veneto, che quindi siamo in una fase, chiamiamolo una start-up importante su quello che può essere cosa. Io dicevo prima a Luisa, avete già, chi è intervenuto prima di me, avete già detto tutto quello che c'è sostanzialmente importante da dire. Uguale, questi progetti, questo percorso aumenta la stagionalità, ma non perché adesso con i cambiamenti climatici andiamo al mare in aprile fino a novembre, ma perché oltre a quello che è l'offerta turistica del nostro delta del Po, del nostro parco, con i comuni rivieraschi che, per carità, io dico sempre a tutti i nostri amici, abbiamo l'offerta turistica che è legata a quello che è l'ombrellone e lo sdraio. Con questi progetti
con questa visione, con questo modo di fare informazione attraverso l'archeologia, attraverso la cultura, attraverso tutto quello che si sta facendo oggi, stiamo pian piano creando le condizioni. Vedi anche tutto quello che sta arrivando attraverso l'ente parco con la Regione Veneto, che è quello poi per potenziare l'attività lavorativa attraverso un'attrazione turistica a largo raggio. Perché dicevo aumentare la stagionalità? Aumentare la proposta turistica, allargare quello che è l'offerta turistica in un territorio dove ha vissuto fino a qualche decennio fa solamente di mare, solamente di possibilità di poter vendere tutto quello che era la filiera produttiva attorno al mare. Oggi invece stiamo allargando l'offerta turistica attraverso una valorizzazione che pensavamo fosse di poco conto, ma che stiamo scoprendo soprattutto in questo periodo storico, con queste amministrazioni, con questo ente parco, ma comunque con la Regione Veneto, con tutti stiamo scoprendo che abbiamo potenzialità con il museo, potenzialità enormi. Non possiamo né montarci la testa, ma neanche essere privi di pensiero positivo che tutto questo possa avvenire in un percorso, una trasformazione migliorativa di quelle che sono le nostre peculiarità. Perché noi passiamo da un ambiente di biodiversità di cui noi ne siamo protettori e anche gestori come ente parco, ma che allargato quello che può essere itinerari archeologici, turistici, legati alla cultura, legati alla valorizzazione dell'archeologia, io penso che senz'altro potenzieremo il numero dei turisti sul territorio, che va nelle finalità anche del PNR. Vedo anche Marco che dice sì, deve andare nella finalità dell'aumento della presenza turistica in questo territorio, attraverso quello che ha detto il sindaco di Ariano prima, ma che ha detto Omar, che abbiamo dentro di noi tutti come finalità, scopo e soprattutto bisogno. In questo periodo storico abbiamo scoperto che l'aspetto turistico e ambientale e culturale, e aggiungiamo ben volentieri l'archeologia, ci può dare quella chiave di lettura che può allargare senz'altro quella che è la visitazione di questo territorio. Quindi avanti tutta, spero e mi auguro sempre, quando mi trovo con i nostri colleghi sindaci in sede parco e anche in altre sedi, mi auguro sempre che ci sia quella volontà di intenti, quella visione d'insieme che possa portare quel valore aggiunto che tutti noi oggi ci aspettiamo, ma che soprattutto è un treno che noi non possiamo perdere. Grazie. Grazie Moreno, grazie Presidente. Ed ora la parola allo stimolatore principale di questa attività. Se non ci fosse stato il bando della Regione, ovviamente le buone volontà dei comuni non avrebbero potuto raggiungere questo obiettivo. La Regione stimola tante volte i territori in questo senso. Noi come Comune di Ariano avevamo partecipato anche al bando sui borghi e saremmo stati ben felici di vincere quello, perché aveva una dotazione finanziaria appena un pelino superiore rispetto a questo, ma indipendentemente da questo lì abbiamo fatto la nostra discreta figura rientrando nei 7 candidati finali, e poi dopo assegnatario sono stato il Comune di Arequaro. Quando è uscito il bando dell'archeologia, noi crediamo che ogni opportunità che o la Regione, o il Governo, insomma, o la Comunità Europea dà ai comuni, laddove ci sono le condizioni, si debba partecipare per provare a portare a casa qualcosa per i propri cittadini. È quello che abbiamo fatto quando è uscito il bando dell'archeologia, sebbene la dotazione non fosse una cosa così importante, nel senso paragonata ai 26 miliardi del bando dei borghi. E la squadra che abbiamo costruito ha avuto il merito di guardare il modo di presentare il progetto e siamo arrivati primi, ed è una bella soddisfazione. Per cui Cristiano, la parola della Regione. Grazie Alessandro. Sicuramente quando si ha l'occasione di rappresentare il frutto del lavoro che è stato fatto, oltre che essere l'occasione da parte mia per portare i saluti istituzionali della Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia, oltre che i miei personali, è l'occasione per complimentarmi
per il lavoro che è stato fatto e che segna un po' una costante che dobbiamo mantenere come territorio, ovvero, e qui parlo con i tanti amministratori che sono presenti e con i tanti rappresentanti di istituzioni anche culturali del territorio, ovvero lavoriamo insieme, lavoriamo in squadra, ragioniamo come un territorio che ha una vocazione e degli obiettivi unitari. E questo è il modo per poi conseguire dei risultati piccoli come in questo caso, perché si trattava di un progetto con un finanziamento limitato ma importanti, che danno il segno della voglia di condividere un destino comune della nostra terra, del nostro Delta del Po. Qui stiamo parlando della legge 17 del 2019, la nostra nuova legge sulla cultura, che prevede una linea di finanziamento anche nel settore dell'archeologia. In particolar modo questo bando andava a sostenere iniziative di divulgazione e di formazione sui temi dell'archeologia. Il progetto presentato è stato il migliore a livello veneto, è arrivato primo e quindi io di questo sono anche orgoglioso come polesano. Ma dobbiamo anche renderci conto che non ci manca niente poi per arrivare anche ai grandi risultati. Il fatto che, parlando della tematica dei borghi, comunque il progetto presentato da Ariano sia uno di quei progetti che è stato, se parlassimo in termini calcistici, è arrivato nelle semifinali, no? Significa che ci sono veramente delle potenzialità in cui noi per primi dobbiamo credere. Potenzialità che sono anche quelle che si vogliono evidenziare con i grandi investimenti che si stanno svolgendo e saranno implementati su questo territorio. Di qualche giorno fa l'inaugurazione dei lavori della ciclovia Vento. Questa è un'area che è destinataria di una linea particolare speciale del PNRR che vede i 55 milioni tra Veneto ed Emilia Romagna, e andranno proprio nella direzione di sviluppare infrastrutture legate alla possibilità di far crescere un turismo diverso, un turismo peculiare che veda nel Delta del Po una di quelle aree a particolare potenzialità di sviluppo nel nostro paese. Un'area che ormai è attenzionata non solo a livello veneto e locale, perché occorre lavorare, come diceva prima l'assessore di Loreo, occorre lavorare anche sul contesto locale, dobbiamo rendere orgogliosi i nostri cittadini di vivere in una terra così ricca di natura, di storia, di tradizioni e di possibilità, che spesso è un aspetto culturale da superare, ecco, e su cui si sta lavorando bene. Ma è un'area che ha veramente tutte le caratteristiche per essere particolarmente attrattiva in quelle che sono dinamiche che sono sopra le nostre teste e sono a livello nazionale e addirittura internazionale. Lo vediamo, prima il sindaco Gasparini da buon imprenditore ragionava già nel tipo di offerta che bisogna dare, l'offerta culturale, l'offerta legata alla visitazione naturalistica, l'offerta legata alle attività tradizionali di questo territorio che sono la pesca, l'agricoltura, la sapiente interazione tra uomo e territorio in cui vive l'uomo. Questa deve essere la chiave vincente. Non a caso è stato attribuito il MAB UNESCO al Delta del Po Veneto ed Emiliano. Non a caso, perché parlare di MAB UNESCO significa integrare le relazioni tra una comunità, tra l'uomo e il territorio in cui vive. Significa individuare dei percorsi di sviluppo sostenibili, però costruiti intorno all'uomo e fatti quindi non di limitazioni unicamente, bensì di la capacità di evidenziare e di valorizzare quelli che sono gli aspetti sapienti che ereditiamo da chi ci ha preceduto. In questo contesto l'offerta culturale non può essere è necessariamente centrata su quelle che sono le ricchezze del patrimonio archeologico di questa terra. Parliamo del nostro Museo Nazionale di Adria e di tutti i siti archeologici che ci sono, per cui San Basilio è uno in particolare. Sandro prima mi ha fatto una lezione molto
veloce, che però in pochi attimi rende subito il senso dell'importanza della terra in cui siamo e dà il senso di come qui si siano sviluppati dei percorsi storici di assoluta rilevanza, e quindi una storia anche bella da raccontare, da conoscere, che può essere anche il viatico per un futuro, che è quello che deve essere l'obiettivo di noi amministratori e politici attuali, deve essere anche il viatico per un futuro positivo di crescita e di sviluppo di questo territorio. Detto questo, è l'avvio di un percorso che dicevamo prima ci vede protagonisti su più fronti: il parco, queste comunità, questi comuni, queste amministrazioni che da tempo lavorano assieme, le istituzioni culturali che sono a disposizione. Saluto anche, ringrazio la sovrintendenza che è sempre molto attenta nell'ambito di questi percorsi. Siamo certi che la sfida per il Polesine sia una sfida che passa attraverso il Delta del Po, ed è una sfida che riguarda tutta la nostra comunità, non solo provinciale ma regionale, perché non possiamo dimenticare quanto importante sia questo territorio anche per la storia della nostra regione. Quindi questi rami devono continuare a produrre linfa. Detto questo, mi congratulo ancora con voi e rimango naturalmente a disposizione per i progetti futuri e per quello che sarà il lavoro che ci aspetterà da qui ai prossimi anni. Grazie e complimenti a voi tutti. Grazie Cristiano. Ed ora diamo il via invece ai relatori. Chiamiamo il primo relatore, lo aspettiamo qui. Mi siedo perché ho le gambe che cedono e allora parlo da seduto, nel senso che vi spiego un attimo qual è siamo in tre, poi dopo che dovremo parlare. Io, la direttrice del museo e una delle responsabili della sovrintendenza dei beni ambientali, paesaggistici e archeologici e del paesaggio. E brevemente come nasce il progetto? Vabbè, abbiamo colto lo stimolo della regione quando è uscito il bando. Buoni stimolatori in questo caso sono sempre sia la direttrice del museo di Adria sia la presidente del Cerido Alberta Pacchi da una parte e Sandra Vedetti dall'altra, e vedendo le caratteristiche del progetto, quindi anche il modo in cui i punteggi venivano assegnati, era meglio avere una bella squadra piuttosto che partecipare in maniera singola, e quindi da lì abbiamo dato seguito al protocollo del Tovagliolo, sentendo prima il comune di Adria e poi il comune di Loreo e poi dopo tutti gli altri attori che si sono aggregati a questa progettualità, che aveva fondamentalmente il dovere o comunque la volontà di valorizzare i beni archeologici che sono in essere nel comune di Ariano, nel comune di Adria e nel comune di Loreo, e nelle fattispecie il centro di San Basilio che ci ospita oggi, il Museo Archeologico Nazionale di Adria e l'antiquario di Loreo. Nei primi due casi stiamo parlando di due centri, il museo soprattutto e il centro di San Basilio, che per diversi anni erano stati visitati da migliaia di visitatori e di studenti in particolare, ma noi arrivavamo fondamentalmente da quasi 2 anni buoni di chiusura, e quindi con una grande, una grande fame di riappropriarsi di quegli spazi che le scuole avevano nei musei e che anche i cittadini avevano, perché come ricordava prima l'assessore Forzato di Loreo, uno dei compiti che hanno le amministrazioni locali è proprio quello di creare quel senso di appartenenza che tante volte invece è legato forse più ad altri temi che non a quello culturale. E quindi la progettualità di fatto ha mirato a questi due settori: da una parte il mondo scolastico, dall'altra il mondo delle persone adulte. Per quel che riguarda le scuole si è resa la possibilità di fruire gratuitamente di visite guidate qualificate, perché non erano semplicemente visite guidate ai centri ma con esperienze legate
ad esperienze laboratoriali che venivano fatte anche in museo, come il vietato non toccare, oppure come alcuni esempi di archeologia sperimentale con il CIPSAE, e lì abbiamo avuto una enorme risposta, soprattutto nel museo di Adria, ma questo insomma era abbastanza immaginabile, perché insomma l'attrattività che ha il museo di Adria insomma viene ben esplicata in questi momenti, quando si creano condizioni per cui le scuole possono andare in maniera gratuita. Ecco che la conoscenza del patrimonio archeologico viene ben diffusa in quell'ambito. Hanno partecipato scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole primarie agli istituti superiori. Quasi tutti i licei di Adria hanno visitato il museo, e diverse scuole elementari hanno approfittato di questa. Da tenere presente che molte non hanno potuto approfittare di questa progettualità, perché da una parte la limitatezza delle risorse, dall'altra la limitazione che avevamo dal punto di vista temporale, perché il bando è uscito a settembre, ma noi abbiamo avuto la comunicazione forse ai primi di novembre, insomma. E bisognava concludere tutto entro il 31 di dicembre, quindi noi abbiamo fatto in modo che si concentrasse tutto nel mese di dicembre fondamentalmente. Parimenti, così come è stato fatto per le scuole, abbiamo fatto anche per le persone adulte, con giornate a tema che venivano fatte qui nel Centro Culturale di San Basilio, approfittando anche dei lavori fatti con il finanziamento del GAL, per cui lo vedete rimodernato, ma più che rimodernato è finalmente sistemata la situazione del museo. Chi sa le vicende di questo edificio, insomma, sa che aveva non poche complicazioni nella sua gestione. Siamo arrivati alla fine a mettere in ordine tutti i documenti, anche quelli legati alla sicurezza, per cui adesso il museo può tranquillamente ospitare ed essere riaperto e dare nuovamente la possibilità ai visitatori, ai turisti che arrivano ormai in ogni stagione del Delta del Po, di poter conoscere cos'era San Basilio. Dico cos'era perché se uno arriva oggi a San Basilio dice vabbè, è un pugno di case, ma questo qui in passato era un crocevia incredibile. Basta guardare anche i ritrovamenti, ma anche semplicemente alle monete che sono state trovate qui di diverse provenienze, è un po' come mettere il dito sul mappamondo e dire vado a finire lì. Ecco, qui a San Basilio il dito sul mappamondo in passato ce l'avevano messo veramente in tante persone, perché era un crocevia importantissimo. E quindi questo sito, così come quello del museo, così come l'antiquario, sono stati anche resi disponibili per le visite a tema legate poi dopo alle famiglie. Questo per San Basilio è stato fatto nelle giornate di sabato e di domenica, il museo di Adria in alcune domeniche che sono state poi strutturate anche con l'apertura dei magazzini, cosa che dà il senso e il valore di quanta roba ci sia nei ritrovamenti del nostro territorio, e alla stessa maniera anche a Loreo è stato fatto questo. Quindi di fatto ecco, l'attività progettuale aveva proprio il fine di riportare, non stavo dicendo riavvicinare, ma in realtà non si sono mai allontanati, ma di riportare adulti e studenti all'interno di quelle istituzioni come il museo, come i centri culturali, che per un paio d'anni avevano sofferto grandemente. Ecco, all'epoca la direttrice Facchi l'aveva denominato, forse poi è stato anche messo nella relazione, l'autunno dell'archeologia. Noi non guardiamo in senso figurato l'autunno come una cosa che arriva alla fine così, ma vogliamo proprio sovvertire questo ordine e guardarlo invece questa progettualità e questa prima opera fatta assieme come una primavera, per cui da qui si possa ripartire e andare avanti. Io mi fermo qui perché di fatto le reazioni più significative sono poi quelle che arrivano subito dopo la mia, e quindi chiamerei Alberta Facchi, avevo menzionato Alberta Facchi, che invece parlerà del progetto MUST per l'attivazione di una rete, parola di cui si è parlato molto in
questo frangente, ma che tante volte fa fatica ad essere realmente costruita. Prego Alberto. Grazie mille Sandro. Dunque, in realtà la mia relazione ha il titolo Progetto MUST, però io vorrei parlare in realtà di tutti i progetti di rete che da quando sono qui, insomma da 6 anni, hanno interessato il territorio. Però una cosa vorrei dire ancora rispetto al progetto che si è appena concluso, anzi 2 cose. Uno un po' i numeri. Avete visto che sono stati 40 giorni che hanno mosso, dobbiamo ancora concluderli i numeri, però dalle 700 alle 800 persone, cioè ci sono stati tra le 700 e gli 800 beneficiari. Sono calcoli un po' spannometrici fatti di notte, dobbiamo adesso mettere insieme i dati, però io ho i dati del museo, insomma, e quindi poi ho fatto un po' sicuramente al di sopra delle 600 persone. La seconda cosa è che non ce l'avremmo mai fatta, non avremmo mai avuto questo riscontro se non ci fosse stato l'intervento attivo delle associazioni sul territorio. Il CIPSAE anche nella sua versione adriese, che tra l'altro è molto connessa proprio alle scolaresche, quindi col gruppo archeologico Francesco Antonio Bocchi, il Cerido e anche la Proloco di Ariano, nel senso che la Proloco di Ariano è intervenuta come professionisti, però sappiamo, e parlo anche per Adria, la cui realtà conosco molto bene, che le Proloco sono attivissime, bravissime e riescono a creare quel ponte proprio tra la cultura degli specialisti e il territorio. Bene. Ecco, la terza cosa che vorrei dire è che qui si è sempre abituati a dire il museo. In realtà adesso con la riforma c'è soprintendenza e direzione regionale Musei Veneto, però io vorrei invece che si parlasse di ministero, cioè questo è un territorio dove la soprintendenza e la direzione regionale Musei Veneto, quindi i musei nazionali, sono in particolare collaborazione e consonanza di intenti e di obiettivi. Quindi è il Ministero in generale e non solo museo o non solo soprintendenza. Siamo riusciti a fare rete anche in questo senso. Bene, inizio la mia relazione. Io ho tentato questa notte, quando ho preparato il PowerPoint, di fare un po' il sunto tra tutti i progetti di rete e i sistemi di rete che si sono avvicendati dal 2017-18 fino ad adesso in questo territorio. Spero di essere abbastanza veloce nel presentarveli. 3 dita, vero? Scusate. Benissimo. E quindi dopo vado avanti così. Rallegro perché vedo qualcuno che è tanto tecnologico quanto me. Ok. Va bene. Oh. Sì, è tutto schiacciato, ma ecco, questo basta. Allora, dunque, gli attori tra progetti e reti, scusate. Qua ho riassunto un pochettino tutti i progetti che ci sono e che ci sono stati. Questo progetto si chiamava Terra, una storia antica nella terra più giovane d'Italia. C'è un progetto di rete che è il Water Museum of Venice, il ritorno a San Basilio è stato un progetto che si è insomma una pletora di progetti che sono intervenuti tutti sull'archeologia.
tra cui non ultimo il MOS2 con il progetto di promozione culturale Pollicinum e altro. Il Value, l'Innoculture, cioè progetti europei. Tutti questi progetti sono progetti che hanno visto moltissimi attori. Gli attori innanzitutto sono i musei e le comunità. Sono progetti che esistono sulle scuole e che hanno molti attori proattivi. Solo il progetto MUST, per esempio, vede il Ministero affiancato alla Regione, alla provincia di Rovigo e ad un privato, alla Fondazione Cariparo. Ma in tanti altri progetti è intervenuto il Parco del Delta in collaborazione con il Ministero, in collaborazione con i comuni, come in questo progetto qui. Quindi le Proloco, i GAL sono altri attori sempre attivi. Non ultimi i tour operator, con i quali, soprattutto attraverso il progetto Value, si è incominciato a collaborare in maniera attiva e progettuale proprio, cioè cercando di sentire noi le esigenze dei tour operator e i tour operator le esigenze nostre. Quindi un dialogo che si è attivato. Vediamo così poche slide per farvi un po' una cronistoria di quelli che sono state anche l'evoluzione del cercare che ci ha portato alla costituzione di quella che sarà una rete, perché non è ancora una rete attiva e gestita. Tutto inizia, vedete, con un biglietto unico. Anzi, non tutto inizia, diciamo che la mia direzione ad Adria, il primo progetto di rete a cui ho partecipato io, diciamo, è una bigliettazione unica fatta sulla base di una convenzione, quindi con un atto, tra Chioggia, i musei civici di Chioggia, il Museo Archeologico Nazionale di Adria e il Museo di Villa Pisani di Stra, la Villa Nazionale di Villa Pisani di Stra. Racconti d'acqua, è un progetto, ancora, la convenzione è ancora attiva, quindi con un biglietto di 12 euro si possono visitare i 3 musei, quindi avendo un risparmio di 7 euro e più se si dovessero visitare singolarmente. Vedete, è un progetto nato tra il 2017 e il 2018, vedete che qui ci sono dei punti segnati. Ci sono dei punti segnati. Questo progetto devo dire che ha avuto pochissimo riscontro, cioè c'era soltanto una bigliettazione, non si è riuscito a creare nient'altro attorno al biglietto unico. Quindi sì, si è riuscito a creare un volantino che davamo nei singoli musei, però deve ancora arrivare, ripeto, forse adesso sono maturi i tempi e soprattutto siamo maturi noi, per riuscire a metterlo più in attivazione, ma anche per allargarlo, ossia la bigliettazione può essere estesa ad altri musei, ad altre realtà. La prima volta che si è cominciato a parlare di linee, come vedete la differenza è prima c'erano solo punti, adesso ci sono punti e linee, piacerebbe molto a Paolo Pileri questa espressione. Si è cominciato a parlare di linee con un progetto europeo il cui lead partner era la Regione del Veneto. Interessava il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e il Museo sempre di Chioggia, però in una delle azioni è stato prodotto un libretto che vedete qui di 37 pagine, quindi molto consistente, in cui si proponevano 3 percorsi tra musei, quindi inserendo ancora Chioggia, Adria, Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, Fratta Polesine, ancora Villa Pisani di Stra, dove ci sono, che è un museo della direzione regionale e un museo nazionale, e i musei nazionali di Venezia, quindi Palazzo Grimani, il museo di Palazzo Grimani e la Galleria Franchetti e l'H d'Oro.
Ce ne abbiamo alcune copie in museo, se volete, ancora disponibili, e potremo anche portarvene alcune copie qui. Sono proposte di progetto e si è incominciato a vedere anche come la gente poteva muoversi attraverso le linee. Quindi, per esempio, ci si è accorti che c'è una ferrovia, non comodissima, che unisce Rovigo, Adria, Chioggia e che passa anche per Loreo. Così come c'è una ferrovia tra Adria e Venezia. Quindi queste linee un po' ripercorrono percorsi che possono essere fatti in bicicletta, in macchina naturalmente, oppure in treno. È stato un inizio di collaborazione tra Regione e Stato in questo caso. Scusate. Il progetto Value è stato un vero punto di svolta, un progetto europeo in cui il partner era Comacchio, il comune di Comacchio, in cui però nella parte veneta il progetto è stato gestito in parte dal Parco del Delta del Po, in parte dalla Regione. Ha avuto una parte di ricerca e una parte di lavoro sui musei. Ad Adria, in collaborazione con il comune, si è fatta una campagna di carotaggi, quindi la ricerca dell'antico abitato di Adria, della delimitazione dell'antico abitato di Adria, e il Museo Archeologico Nazionale di Adria è stato beneficiario di gran parte dei finanziamenti sull'azione pilota di Adria in termini di accessibilità al patrimonio e di digitalizzazione. Questa è una parte invece che ha curato la Regione. A San Basilio la ricerca, di cui penso che parlerà la collega Falezza, ma anche interventi di conservazione e restauro, in particolare dell'area archeologica. Però quello che mi interessava dirvi è che per Adria, San Basilio, ma per tutti i partner della rete, il progetto Value ha incominciato a ragionare proprio in collaborazione con i tour operator e con i giornalisti, facendo moltissimi tour, edu-tour per i giornalisti, ha incominciato a parlare di percorsi turistici, provando a confezionare un prodotto turistico e a testarlo proprio sui giornalisti e su turisti che visitavano il Delta. C'è stato anche una bellissima iniziativa che però ha avuto un po' di problemi di tempistiche, devo dire, doveva essere organizzata un po' prima, che è il Delta Archeofest. Da tempo si pensava proprio ad un festival dell'archeologia nel territorio. Questo è stato un festival interregionale, cioè erano interessati sia i siti dell'Emilia, Comacchio, e Pomposa, sia i siti veneti. In ultimo, il progetto Value, Marco correggimi se sbaglio, ha posto le basi di analisi ma anche progettuali, però penso che questo sia un aspetto che deve essere ancora più sviluppato, per la creazione di un distretto culturale in cui l'archeologia ha la sua parte predominante tra le due regioni, cioè nel senso nel delta, tra la parte veneta e la parte emiliana del delta. Vi faccio vedere un po' di foto del progetto Value perché ne vale la pena, scusate. Ecco, queste sono le azioni su Adria. Ricordiamo che l'Archeogiochi di Adria è un portato proprio del Value, e i giochi sono accessibili sia per persone con disabilità fisica che per persone con disabilità cognitiva. L'aspetto della ricerca, una guida del museo in croato e la traduzione di tutte le didascalie e dei pannelli in inglese. Invece la regione, questo mi piacerebbe farvelo vedere perché è un progetto il cui risultati sono stati utilizzati proprio in questo progetto di cui stiamo parlando oggi. Cioè la regione del Veneto con il progetto Value ha digitalizzato
tutti, ma 35, per 35 vetri della famosa vetrina dei vetri di Adria, ha creato dei modelli 3D che sono attualmente fruibili online da tutti perché sono posti nel catalogo ICCD, il catalogo dei beni culturali del Ministero. Quindi è stata una collaborazione con il Ministero anche su larga scala. Se avete tempo, allora se riuscite a inquadrare il QR code, però se è schiacciato, non so se funziona, allora se volete tirare fuori il vostro telefono e volete inquadrare il QR code, riuscite ad andare direttamente ad uno dei modelli 3D. Però ci andiamo da soli, vedete qui, tra l'altro è stato un progetto anche di ricerca perché i vetri sono praticamente impossibili da scansire se non si opacizzano, quindi attraverso la collaborazione dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma si è trovato una sostanza che fosse del tutto volatile, cioè che una volta applicata non rimanesse sui vetri. Quindi una parte di digitalizzazione e adesso andiamo al link perché vi faccio vedere uno degli oggetti in 3D. Come è stato utilizzato questo progetto per le scuole, ideato dalla dottoressa Bedetti e con un po' di input miei? È stato utilizzato per tutte le scuole superiori proprio come esempio di applicazione di tecnologia avanzata sui beni culturali. È stato, devo dire, Sandra, aiutami, una scoperta da parte di tutti i ragazzi, anche soltanto il fatto di dire ai ragazzi tirate fuori i vostri telefoni è stato vincente. Ma gli istituti tecnici hanno potuto vedere l'applicazione di quello che studiano a scuola, perché adesso fanno 3D, scansione 3D quotidianamente agli istituti tecnici. Gli istituti superiori, cioè i licei, hanno potuto vedere un'applicazione tecnologica di un qualcosa che vanno a studiare sotto altri punti di vista. Per chi non ha il telefono, oppure se siete andati tutti al link, ok, allora per chi non ha il telefono, vediamo se mi riesce questa cosa. Questo è l'itinerario creato. Aspetta, devo navigarci, scusate, non è il link. Camilla, come si fa ad andare giù? Ecco, allora Camilla adesso vi farà vedere. Bisogna andare giù, ho preso il link, a giochi di luce. Ecco qua. Giochi di luce al Museo Archeologico Nazionale di Adria. Come vedete nel catalogo dei beni culturali c'è proprio creato proprio una pagina apposita, le coppe di Agnone, e poi vai giù è lo stesso, sì. Grazie. Ecco, la scansione è ad altissima risoluzione e non è soltanto uno strumento che serve così per la visitazione, ma uno strumento che serve anche per la conservazione, nel senso che noi abbiamo... Riesco a navigare, Camilla? A me sembra di essere crozza, Camilla, il tollego, se può navigare un pochettino. Eccoci qui. Dunque, dicevo, non è soltanto uno strumento per i turisti per navigare, ma noi così abbiamo anche per futuri restauri, cioè abbiamo una fotografia di com'è l'oggetto al 2022-2023. Quindi capite anche voi che se un giorno dovesse succedere qualsiasi cosa ai nostri vetri, noi con questo strumento abbiamo un ottimo. Benissimo, grazie. Mi fa un po' ridere, ma Camilla sa che non riesco a lavorare sulla... Sì, benissimo. Ecco, l'altro link era un link a un video. Abbiamo lavorato con QR code, abbiamo lavorato anche
parlando di archeologia e di storia naturalmente. Queste sono alcune diapositive su San Basilio, queste sono le azioni di rete, il Dead Archeo Festival e le Dutour. L'ultimo progetto europeo che è ancora in parte in corso nella sua parte attuativa, diciamo, che in una sua parte mette in rete questi siti, è il progetto Historique, la cui parte polesana è capitanata dal comune da sistemi territoriali e dal comune di Rovigo. Ma in una delle azioni sono stati prodotti dei video, uno per il museo di Adria, uno per il centro turistico, per il complesso di San Basilio e uno per Villa Dose, no, non c'è, Fratta Polesine, sì. Quindi è un progetto che ha una sua azione in rete. Tu, Giovanna, fai vedere il video? Se posso farvelo vedere, perché ho preso quello di San Basilio, è di qualità alta. C'è anche un sonoro, però no. Sì, ma non. Dottoressa Valenza, che è riuscita a riassumere benissimo. Chiudo qui, comunque sappiate che sono di alta qualità, il sonoro è bellissimo anche quello, però non si sente adesso. Se cercate Historique si riescono a trovare entrambi i video e anche quello del Museo dei Grandi Fiumi e di Fratta Polesine. Dunque io devo uscire da qui. Sì, esatto. Posso farlo? Cammina, esatto, collego. Benissimo. Ecco, il progetto Historique ha un'altra importantissima azione, cioè produrrà una guida all'archeologia del territorio in formato tascabile con focalizzazioni sui siti che hanno musei fatti in modo come schede, cioè praticamente una guida con volantini allegati che serviranno anche per i musei stessi, per la visitazione dei musei. Diciamo che adesso i nostri volantini, quando arriva un visitatore, non abbiamo un volantino da dargli perché si orienti all'interno del museo. Questo progetto Historique sopperirà a questo, oltre a mettere in rete, perché è una guida che fa capire quel singolo museo che importanza ha all'interno del territorio, sarà anche uno strumento proprio per il visitatore che arriva in museo. Nei prossimi mesi penso che lo potremo presentare tra qui e Adria. Finora abbiamo parlato di progetti, a parte l'idea la progettualità sul distretto culturale, che ha un'intenzione di governance del territorio, della cultura del territorio.
sono tutti progetti che hanno sviluppato delle azioni, le altre, ma che non hanno creato la struttura, cosa che appunto invece il distretto culturale intenderà fare, e struttura che in realtà per il Polesine c'è. La struttura è il sistema museale provinciale Polesine, è un accordo fatto tra la provincia e i musei che insistono in tutto il territorio del Polesine, 26 musei, un accordo per la creazione di una rete, di un sistema, capitanata dalla provincia di Rovigo. Su questa rete insiste anche un progetto ministeriale, il progetto MUST, che vuol dire Musei e Sviluppo dei Sistemi Territoriali, che sta cercando di fare in modo che si attui questa rete con purtroppo la dissoluzione delle province ha portato anche a un periodo negli anni precedenti, a un periodo un po' di disgregazione di questo SMPP, Sistema Museale Provinciale Polesine, ma in questi anni si sta cercando di riattivare la rete. 26 musei di tutti i tipi, dai musei, i musei archeologici sono quelli più numerosi, ma anche il Museo della Bonifica di Carnevedramin e così via. Vi faccio vedere alcune slide molto importanti in questo progetto, proprio perché il Ministero è attivo. I 4 partner principali sono il Ministero della Cultura con la Direzione Regionale Musei Veneto, la Regione del Veneto, la Provincia di Rovigo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Però le singole voci, le singole azioni vedono dei partner aggiuntivi, l'ICOM, la soprintendenza per un discorso che si vorrà fare sul paesaggio o comunque anche sugli altri musei del territorio, altri partner privati e così via. Con la continuazione del progetto verranno aggregate altre entità. Protocolli d'intesa, vedete, e un accordo di valorizzazione tra istituzioni pubbliche che discende dall'articolo 112 del Codice dei Beni Culturali. Appena siglato questo accordo di valorizzazione nell'agosto del 2022, a cui poi si è aggiunta una convenzione con la Fondazione Caripato. Cioè vedete che la differenza tra gli altri progetti e questi è la presenza di accordi, convenzioni, atti, intese istituzionali da una parte e partenariati pubblico-privati dall'altro, che sono i 2 strumenti che sono imprescindibili per la costruzione di una rete. Potrei anche finire qui, se volete mi fermo, vi faccio vedere un po' di azioni di questo progetto MUST. Queste sono l'indice delle azioni principali, cioè su che cosa su cosa andrà a intervenire il progetto MUST sul sistema museale provinciale Polesine, quindi formazione, rilancio del Polesine come destinazione culturale, attenzione, non turistica, come destinazione culturale, strategia digitale, education, ecco che questo progetto di cui parliamo oggi si incunia benissimo in questa voce, e poi alla fine la creazione di itinerari archeologici e ciclabili. Il rilancio del Polesine come destinazione culturale ha avuto anche un suo brand, diciamo, che è Pollicinum Museo Polesine. È stato presentato variamente questa denominazione, che è l'antica denominazione del Polesine, che però ha un'ambiguità con la storia di Pollicino. Quindi, grazie. Quindi, tu sei colto. Grazie mille. Quindi
ci è piaciuto perché Pollicinum, così come Pollicino cerca le bricioline, i sassolini che ha lasciato, che vengono illuminati dalla luna per poi arrivare a casa, noi cerchiamo le nostre gocce d'acqua, cioè noi cerchiamo i nostri musei sparsi per il territorio, diffusi, per riuscire a tornare a casa, cioè per riuscire a dare un senso al nostro vivere il territorio, perché quello che ha detto l'assessore Corezzari, cioè di un adattamento dell'uomo al territorio e viceversa, è quello a cui che bisogna comprendere e capire sempre. Quindi variazioni di cui per prima, perché secondo me è la più importante, attraverso una collaborazione con il CIPSAE sono state redatte le schede Wikipedia di tutti e 26 i musei che esistono sul sistema museale provinciale polesine, redatte però da specialisti, con citazioni bibliografiche perfette, tra l'altro scoprendo anche noi ci siamo fatti uno skill sulla redazione di Wikipedia, quindi a chi ci ha lavorato, e la dottoressa Bedetti ha coordinato, come CIPSAE ha coordinato il tutto, chi ci ha lavorato ha anche acquisito uno skill personale. Vi ho messo qui le tre delle schede, con il Centro Turistico Culturale di San Basilio, l'Antiquarium di Loreo, e vi ho messo anche la collezione di Ocarini di Lara Polesine per ricordare appunto che non solo di archeologia vive questo territorio, è ricco questo territorio, però ci sono tutti e 26 i musei della rete. Quindi questo è l'aspetto scientifico, diciamo, di questo miglioramento che abbiamo fatto con il mostro. L'aspetto più divulgativo è questa mappa, che sembra che vada a ruba allo yacht di Rovigo, perché è l'unica mappa di tutto il territorio polesine che ha i siti culturali. Ecco, ce ne sono, la stiamo ristampando perché appunto è andata a ruba e appena arriverà naturalmente ne avevamo dato alcune copie alla Proloco. Sì. E poi dietro, grazie Rodrigo, ci sono la descrizione dei musei e il riferimento telefonico. Una delle cose da migliorare è proprio questa, cioè ecco dov'è che deve insistere la rete. Sappiate che per certi siti e certi musei non c'è una persona di riferimento costante istituzionale. Cioè, vi faccio un esempio, se il centro turistico culturale la gestione del centro turistico culturale viene affidata attraverso, dico al centro turistico culturale, potrei dire qualsiasi altra cosa, viene affidata la gestione ad una ditta privata attraverso una gara d'appalto che dura 3 anni. Come posso io nel volantino mettere i riferimenti di questa ditta che tra 3 anni potranno essere la stessa? Cioè i comuni su cui insistono i siti, sia che siano di tipo privato, ma soprattutto se sono di emanazione pubblica, devono essere consapevoli del fatto che questi musei ce li hanno e che quelli che lavorano, l'assessore alla cultura deve essere informato sugli orari di apertura, bisogna aprire una mail o come minimo avere un riferimento telefonico in comune, perché il comune è il punto che rimane sempre. Non si può pensare che una volta che affidi la gestione ad un privato, ad un volontario, perché molti sono aperti da volontari, hai concluso il tuo dovere. No, cercare di fare in modo che i comuni abbiano la consapevolezza del fatto che sono loro i tenutari, diciamo, dei siti museali, sarebbe già un passo in avanti molto che porta molto. Basterebbe anche comprare un cellulare, i comuni che comprino un cellulare che rimanga quello, insomma, in modo che non sia che ogni anno, ogni 3 anni abbiamo il numero di telefono della ditta, quella di prima, che magari si accaparra le visite guidate al posto della ditta, cioè ci sono anche problemi di gestione sotto questo punto di vista, insomma.
Abbiamo prodotto un video con Pollicinum, se ricordate la parola poi ve la andate a vedere da soli, percorsi Easy Travel, quindi 3 percorsi Easy Travel, di cui Abitare lungo fiumi di saperi ha una bellissima parte sul Museo della Bonifica di Cave in Gramin, con anche il canto di una signora sul canto degli Scariolanti. E basta, finisco che ho parlato anche troppo. Quindi quali sono i prossimi passi? I prossimi passi sono proprio la costituzione di una rete. Aver fatto un progetto di rete è un grandissimo traguardo, ma il traguardo finale è quello della costituzione della rete, della governance, di riuscire a mettere al servizio di tutti, cioè di riuscire a mettere in condivisione dei servizi che possono essere centro prenotazioni, biglietti integrati, avete visto, così via. Quindi si sta lavorando col progetto MUST che riparte proprio in queste settimane, in questi mesi. Io spero di riuscire ad arrivare anche a delle proposte, insomma, per i comuni e per i gestori dei musei, e così come anche sono molto contenta che possa andare avanti l'idea del distretto culturale portato avanti dal progetto Claudio. Basta, grazie. Benissimo, grazie Alberta della corposa relazione che mostra quanto di fatto ci sia in tutto il nostro territorio. Ora chiamerei Giovanna Farezza della Soprintendenza Archeologia, Beni Ambientali e Paesaggio, vedi come sono andato via da dentro stavolta. Cioè prima archeologia. L'ho detto archeologia, Beni Ambientali e Paesaggio. L'avevo messo prima. Vieni Camilla. E invece l'intervento della dottoressa Farezza riguarda i progetti di ricerca e valorizzazione in corso a San Basilio, così come citava prima il sindaco. Ciao Andrea. No, resto io. Ciao, arrivederci. E così come citava prima il sindaco Luisa Beltrame, grazie al sostegno importantissimo della Fondazione Cariparo, da 3 anni a questa parte sono ripresi gli scavi archeologici a cura dell'Università di Padova e di Venezia nella tenuta Forzello, che è subito qui a ovest del centro culturale. Una parte di questi lavori li vedete anche attraverso la mostra che c'è dall'altra parte dell'impluvium, che sono questa parte qui in mezzo, dove una mostra fotografica in pratica racconta una parte degli scavi che sono stati fatti a San Basilio. Siamo? Dunque, avete trovato, ecco sì, il volantino, questo è un volantino che È stato fatto 4 anni fa, nel 2019. Fatto con il primo finanziamento della Fondazione Cariparo, e quindi dal comune di Ariano, che già nel 2019, come avete visto, aveva previsto, oltre ad Adria, ma anche l'Oreo. Quindi si è detto, va bene, per adesso non siamo in rete, però sulla base del tovagliolo mettiamo anche l'Oreo, perché o prima o poi ci metteremo in rete. Bene. Ecco Giovanna, a te. Grazie mille, vi ringrazio tutti anche per l'invito e devo dire che questo incontro di oggi, anche per me che in realtà le cose un po' le conoscevo, vederle viste tutte insieme dà veramente la misura di quanto lavoro è stato fatto e anche della situazione particolare che ci trova, lo accennava Sandro all'inizio, in questo momento in cui, devo dire straordinariamente, collaboriamo molto bene le varie istituzioni pubbliche, i comuni, l'ente parco, la regione. Vi assicuro che non è assolutamente una cosa scontata, appunto come soprintendenza seguo anche altri territori e in altri territori si fa veramente fatica a trovare un'intesa su certi argomenti. È straordinaria secondo me la sensibilità che c'è a livello territoriale qui in Polesine per
la cultura e l'archeologia in particolare, che poi è forse l'aspetto un po' più forte in questa parte del delta e che ci permette di avere un punto di partenza comune, cioè un interesse comune, una passione che ci unisce e ci spinge a lavorare tutti secondo le proprie competenze, che possono essere quelle del turismo, della promozione, anche con un risvolto economico sicuramente, ma soprattutto per quanto riguarda la parte ministero, cioè io e Alberta, che ci sia comunque un punto di partenza forte, culturale, di progettazione, di contenuti. E questo ci ha permesso, vedete, finora di costruire tanto e abbiamo anche delle buone prospettive per il futuro su cui speriamo. Oggi magari qualcosa vi anticipo e speriamo di poterci rincontrare tra un po' per vedere poi i risultati che vanno avanti. Quindi solo due cose: bisogna sottolineare questo che è un lavoro collettivo assolutamente, e mi piaceva puntualizzare solo una cosa, è stato ripetuto un po' da tutti quelli che hanno parlato fino adesso, l'importanza del coinvolgimento delle comunità, e io vorrei fare un passetto ulteriore. Voi sapete che esiste questa convenzione europea, la convenzione di Faro, sul valore del patrimonio culturale per la società, è stata ratificata da pochissimo dall'Italia nonostante fosse emessa da tempo, che dice proprio questo e ci indica dove dobbiamo andare e arrivare in tutte le nostre operazioni del territorio, cioè le comunità devono sentirsi di nuovo protagoniste e proprietarie del loro patrimonio culturale. Veniamo da un lungo periodo in cui c'era un po', no, soprintendenza che diceva stop e la tutela, e c'era un po', si era un po' perso il legame del patrimonio culturale che è delle comunità che sono sul territorio, e quindi devono essere per prime le comunità del territorio, le associazioni, le proloco, i comuni ovviamente, che si fanno carico di questo patrimonio che deve diventare proprio il valore che viene tenuto in conto e che naturalmente costituisce il volano per lo sviluppo del territorio. Può essere certamente turistico, ma sicuramente identitario. Alberta vi ha parlato tanto e molto bene dei progetti di messa in rete del territorio. Io mi focalizzo un po' di più su questo che negli ultimissimi anni, io seguo il territorio da 4 mi pare, siamo riusciti a fare, devo dire, tanto qui a San Basilio per vari motivi, ma adesso appunto lavoriamo anche un po' più ampio raggio con il resto della comunità. A San Basilio abbiamo lavorato tanto, insomma diciamo che le prime cose sono partite da qui anche grazie a un primo finanziamento della Fondazione Cariparo, e anche perché c'è un aspetto per l'archeologia veramente importante qui a San Basilio. Erano ripresi primi, è già stato citato, per primi gli scavi dell'abitato pre-romano, insomma etrusco come lo vogliamo chiamare. Ora sono ripartiti, lo vedremo tra poco, anche quelli sulla fase romana, perché San Basilio ha delle potenzialità culturali ma poi scientifiche che sono ancora totalmente inesplorate. Noi siamo convinti che San Basilio, sia per la fase pre-romana che quella romana, il grosso debba ancora dircelo, sia ancora da prima di tutto capire, scavare, scoprire. Era un centro veramente importante in entrambe le fasi, ma dobbiamo ancora capire bene qual era la sua estensione, quali erano i rapporti che erano sicuramente a lungo raggio. Quindi si è deciso ancora prima del mio arrivo, c'era la mia collega Maria Cristina Vallicelli, che aveva anche lei insieme a Alberta Facchi promosso, e che cosa si è deciso in maniera molto illuminata? Che si deve partire prima dalla conoscenza per poi arrivare alla valorizzazione, alla promozione del territorio. Dobbiamo riscoprire quello che ci manca, e quindi sono partite queste prime indagini di scavo, e adesso dall'anno scorso, grazie a un nuovo molto più corposo finanziamento della Fondazione Cariparo, si può avere un arco di progettazione degli scavi più ampio, che riguarda appunto la continuazione degli scavi dell'abitato pre-romano e anche quello romano, ma anche tutto un risvolto di valorizzazione, perché come dicevo prima si parte dalla conoscenza per arrivare alla valorizzazione e alla restituzione al territorio di quello che le indagini riescono a fare.
C'è stato fin da subito il coinvolgimento delle università, che sono gli enti di ricerca per eccellenza, di ricerca archeologica, sempre in stretta collaborazione appunto con noi enti del Ministero, e sui risultati degli scavi degli ultimi anni sono stati fatti anche qua degli incontri, però sempre nell'ottica di mettere insieme nella giornata di oggi le tante cose che sono state fatte, ho voluto un pochino ripercorrerli. Conoscete meglio di me la topografia di San Basilio, che però vi ho riproposto perché fa capire già come il pugno di case che diceva Sandro prima, che è San Basilio, in realtà ha una complessità anche archeologica, e un domani noi vorremmo arrivare a una conoscenza più approfondita, ma anche alla costruzione di un itinerario che non sia fatto solo da un'area archeologica, un centro turistico, ma più ampio, e su cui appunto stiamo lavorando. L'abitato arcaico, oggetto delle indagini della Università di Venezia, la professoressa Gambacurta, e dell'Università di Padova, Silvia Paltinieri, sono iniziate ante pandemia, purtroppo hanno avuto uno stop in quell'anno, ma sono poi immediatamente riprese. Quelle dell'Università di Padova mi concentro soprattutto negli ultimi risultati, perché gli altri sono noti. Vedete questo cuneo, questo triangolo è quello dove è attestato sicuramente l'abitato arcaico, ma sicuramente si espandeva, non sappiamo ancora quanto, e vedete le aree appunto dove si concentrano le indagini delle due università. L'Università di Padova ha aperto un saggio ancora nel 2019 e poi ripreso nel 2021-22 e ha rinvenuto questa porzione abbastanza ampia di quello che doveva essere l'abitato, che ha una conformazione, adesso senza dilungarsi, che è abbastanza tipica di questo tipo di insediamenti, come troviamo a Spina, come si trova dai dati che abbiamo anche a Adria. Un saggio che è stato poi quest'anno ampliato, vedete c'è questa concentrazione di materiali edilizi che fanno insomma parte, afferiscono a queste strutture abitative che erano fatte in materiale deperibile, quindi in legno, con queste fondazioni in legno, con un abitato suddiviso in isolati regolari, e il rinvenimento di materiali ceramici che sono stati studiati nel corso di questi ultimi anni e che già ci parlano, pur nella limitatezza ancora dei saggi di scavo che sono stati fatti, di contatti molto a lungo raggio. Vedete ceramica attica, etrusco-padana, produzioni di vario tipo, e che ci parlano già di questa caratteristica di commerciale e emporica di questo sito di quest'epoca. L'Università di Padova poi ha anche scavato in questo saggio un pochino più a nord, prima nel 2021, quest'anno si sono allargati, hanno trovato questi rinvenimenti di bronzetti, credo che ve li abbiano presentati, che adesso sono stati restaurati, anche esposti in una mostra a Padova, che sono molto interessanti da un punto di vista di fattura, di richiami appunto con l'artigianato di quest'epoca. Hanno fatto un lavoro molto importante di studio faunistico, dei campioni faunistici, che hanno contribuito alla ricostruzione di come doveva essere l'ambiente naturale di questa fase, sempre nell'ottica di cercare di ricostruire un po' a tutto tondo gli aspetti strutturali, il paesaggio, la natura, le attività che venivano fatte nelle varie epoche, perché solo approfondendo tutti questi aspetti poi avremo qualcosa effettivamente da mostrare, da raccontare al pubblico, da spiegare alla comunità. L'Università di Padova ha iniziato a approfondire lo studio dei materiali ceramici, come vi dicevo, e che hanno fornito delle informazioni molto interessanti sulla presenza di forme ceramiche che parlano di contatti appunto ovviamente col mondo etrusco, col mondo insomma delle comunità circostanti. Vedete, particolarmente importante da un punto di vista scientifico è il ritrovamento di queste forme, questo lopas, che è noto in realtà portuali emporiche come Gravisca, Pirgi e Spina,
e che si rifà molto alla cultura greca e che quindi apre un interrogativo sulla possibile presenza stabile di una comunità di greci all'interno di questo abitato. Quindi vedete che ci sono già indizi dal punto di vista strettamente tecnico-archeologico veramente importanti di cui fino a qualche anno fa non avevamo idea. L'Università di Venezia aveva fatto un primo saggio di scavo un po' deludente nel 2019, nel 2020 ha iniziato un nuovo scavo in cui le indagini sono fermate ancora a livello superficiale con una serie di trovamenti di resti lignei e vegetali che però appartengono alla fase successiva rispetto all'abitato pre-romano. Vedete, sono datati al III-V secolo d.C., ma che comunque sono stati studiati e analizzati sempre nell'ottica della ricostruzione dell'ambiente naturale. Voi sapete che l'archeologia oggi, le università lavorano in questo senso, non sono ovviamente, l'obiettivo non è quello di arrivare in questo caso all'analisi solo dell'abitato pre-romano, ma di capire, ricostruire proprio tutta la sequenza cronologica e anche i cambiamenti nel lungo periodo da tutti i punti di vista. Quest'anno l'Università di Venezia ha anche fatto un'attività di survey in quest'area appunto un po' più a nord, che era occupata, che è di qui si ricorda da un vecchio frutteto che poi è stato estirpato e che ha consentito ancora una volta di recuperare e studiare tutta una serie di materiali ceramici che pongono un po' le basi per capire tutti i contatti commerciali che si sviluppavano tra San Basilio e le comunità circostanti. Sono iniziati e ripresi anche gli scavi della Villa Romana, lo sapete, chiamata Villa Romana, scavata tra il 77 e l'80, ma che in realtà noi siamo convinti non essere semplicemente una villa. Questo è uno scavo fatto all'Università di Padova, sezione di archeologia classica, in collaborazione proprio con la soprintendenza. Non è solo una villa, sicuramente sono stati portati alla luce materiali significativi, c'erano degli ambienti domestici sicuramente, ambienti anche legati alle attività produttive, ma il complesso è stato portato in luce solo per una parte, si estendeva moltissimo e quindi l'obiettivo è proprio di capire quanto fosse esteso e soprattutto come si interfacciasse con tutto il resto delle evidenze nell'area archeologica che è visibile al pubblico. Vi ricorderete che c'è questo grande magazzino, enorme magazzino che a confronti, lo sapete, con i più grandi magazzini per esempio di Aquileia e di altre città con uno sviluppo notevolissimo, e che già da solo questo magazzino ci fa capire che qui non siamo, anche in età romana, in un piccolo centro con la sua villa rustica, ma in un grande insediamento molto esteso. Ricorderete forse dalle indagini fatte ancora negli inizio anni 2000 che rinvenimenti di mosaici e cose romane arrivano anche da molto più a est, quindi siamo ancora ben lontani da capire quanto dovesse essere esteso l'insediamento anche in età romana e di conseguenza la sua importanza. Gli scavi del 2002, vedete, avevano il primo obiettivo un po' di riposizionare i vecchi scavi, perché nel 77 non c'era una georeferenziazione, quindi bisognava ricollocarla precisamente sul terreno. Vedete, dal riquadro rosso è stata a premio, insomma, ritrovata e già subito si è capito dal saggio di scavo di quest'anno che quella che sembrava la parte terminale di questa villa verso sud in realtà non lo è. La villa, già dallo scavo di quest'anno, la villa noi la chiamiamo meglio Manzio, insomma l'insediamento prosegue ulteriormente verso sud, quindi in realtà era sicuramente molto più ampio. È stato fatto quindi questo lavoro di riposizionamento e naturalmente lo scavo permette di riprendere in mano i vecchi dati, contestualizzarli e acquisirne di nuovi con le nuove metodologie. Quindi scavo stratigrafico, in alcuni punti, soprattutto in corrispondenza del frutteto che non è stato interessato delle attività di aratura, che sappiamo sono quelle che danneggiano sempre moltissimo, anche se ovviamente necessari i siti archeologici, specie se così poco profondi come nel nostro caso, ma nella zona del frutteto ci sono anche alcuni tratti che si conservano in parti in elevato e quindi ci fanno
ben sperare per il prosieguo delle indagini nel futuro. Anche in questo caso analisi dei resti faunistici con già molti dati interessanti sulla ricostruzione dell'ambiente naturale. Vedete da questa tabella i resti moltissimi di animali domestici, di buoi, maiali, ovocaprini, quindi un contesto di allevamento, di azienda agricola, molta presenza di pesci, di molluschi, quindi un ambiente molto legato al mare. Sapete che un altro grande punto di domanda è come fosse la conformazione, parlo per l'età romana ma anche per prima, naturale del sito, che adesso lo vediamo come campagna, ma che sicuramente era solcato da canali, c'era probabilmente dei punti proprio di attracco dei porti, quindi molto diverso da come lo vediamo oggi. Ritrovamenti eccezionali non ci sono state, però eccezionale è stato il ritrovamento di tantissime monete. Vedete, il saggio di scavo non è grandissimo, ma è ancora molto superficiale. Sono state trovate 300 monete che sono tutte di fase appunto imperiale, tarda e tardo antica, ma che ci indicano già da subito una vocazione importantissima commerciale di questa zona, perché dove circolano tante monete significa che si fanno commerci. Non è normale, usuale questo tipo di ritrovamento così cospicuo. È stato fatto anche uno studio con il Museo Archeologico Nazionale di Adria e la documentazione d'archivio, che ha consentito di recuperare tutto ciò che si poteva ricostruire dei vecchi scavi, quindi con l'analisi delle vecchie foto, piante, quaderni di scavo si è riuscito anche in buona parte a ricollocare i vecchi rinvenimenti, che sono quelli esposti al Museo di Adria e altri che sono lì conservati al momento, ritrovare almeno in parte il contesto, e questo è importante per dare un senso e anche una spiegazione funzionale e interpretativa ai vari ambienti, quindi un lavoro importantissimo di recupero del pregresso che gli dà più importanza. Come vi dicevo, sappiamo ancora pochissimo di tutto il resto dell'abitato di San Basilio, quindi sono partite anche delle campagne di survey nel 2022 che per ora hanno interessato tutta questa fascia, dunque a nord della villa, Villa Mansio, e ovviamente con i metodi attuali la costruzione di un GIS, tutta la georeferenziazione dei ritrovamenti che consentono appunto di acquisire tutti i dati e organizzarli proprio su base spaziale per tutte le elaborazioni che seguiranno. Quindi vedete un progetto molto ampio e articolato sulla nostra piccola, importantissima San Basilio. L'area archeologica, è stato già citato che con il progetto Value è stato fatto un importante intervento di restauro. Su questo non abbiamo mai avuto l'occasione di presentare un attimo il lavoro che è stato fatto, che è stato, vi assicuro, grandissimo. Ora ricorderete tutti in che misero stato si trovava la nostra povera area archeologica, con i teli abbandonati, sporchi, aveva dei grossi anche problemi in realtà dovuti all'infiltrazione dell'acqua, come si dice, franavano le pareti dell'area archeologica, quindi è stato fatto un progetto molto ben fatto che andava a sanare questi problemi strutturali, quindi è stata ampliata la copertura in modo da proteggere dal percolamento, dalle acque, dal vento che buttava dentro le foglie, le strutture, un consolidamento molto forte delle sponde, oltre poi tutta la ripulitura, lo scavo di alcune porzioni, alla sostituzione, insomma alla valorizzazione dell'area archeologica che insomma in buona parte adesso si presenta in migliori condizioni. Vedete quanti lavori sono stati fatti nell'arco appunto del fine 2021-2022. Il restauro è un'operazione complicata e lunga perché appunto le condizioni erano abbastanza gravi, con l'applicazione di biocidi e consolidamenti su tutte le sezioni esposte in modo che non franino, il risarcimento e il reincollaggio di tutte le evidenze che siano nel tempo disgregate e smantellate, la stuccatura delle sezioni. Nella necropoli a sud del Battistero si è deciso con i materiali dei vecchi scavi che erano ad Adria, il museo, sono stati recuperati
sono state ricostituite alcune sepolture, quindi è stato fatto molto, vedete tutte le operazioni delle foto di creazione al centro e consolidamento delle sponde con queste grandi barre, naturalmente tutto assistito dagli archeologi, e invece sulla destra vedete le operazioni di allungamento della copertura. È stata risistemata anche la staccionata che corre tutto intorno all'area archeologica che proprio collassava, quindi un lavoro è costato anche molto, fatto molto bene, di cui abbiamo tutta la documentazione. Guardate, questi fotopiani da prima a dopo rendono bene l'idea di come l'area, che ovviamente è un'area che ha da un punto di vista così, come si può dire, strutturale, tante evidenze in negativo, quindi non è facile da capire, ma vedete che già con un restauro e ripulitura in pianta le strutture si rileggono di nuovo, nuovamente molto bene. Questi sono una foto a fine lavori che ci fa capire che l'area adesso sta molto meglio, ma che qualcosa ancora manca da fare, e infatti con il finanziamento della Fondazione Cariparo del triennio 2024 abbiamo destinato delle risorse anche al completamento di questa operazione, che è molto importante perché l'area archeologica è quella che abbiamo qui, che si vede e che costituisce un tassello importante nell'itinerario archeologico di San Basilio. Quindi un progetto di comunicazione, mancano, lo vedete in basso, il povero pannello che era stato fatto ai tempi della copertura e che è ormai insomma poco leggibile, insomma totalmente da rifare. Stiamo pensando a magari più punti di pannelli, un progetto di illuminazione che aiuti anche nella lettura, nella comprensione delle evidenze e renda possibile, come è stato il caso l'estate scorsa di alcuni eventi serali, anche di poter fruire dell'area archeologica anche non in pieno giorno. Quindi contiamo di portare a termine tutto questo bel lavoro con questi nuovi finanziamenti. E arriviamo al centro turistico-culturale dove siamo adesso, che nella nostra idea deve essere il punto di partenza, di arrivo, proprio il luogo fondamentale di spiegazione di tutto il comprensorio, su cui sono stati fatti degli interventi finanziati dal GAL, di cui abbiamo già un po' parlato prima, e su cui adesso stiamo lavorando con un bel progetto sempre finanziato da Cariparo, per fare in modo che acquisisca una maggiore attrattività e che sia veramente un luogo che riesce a raccontare tutto quello che c'è qua intorno. La sfida è grande perché, come in tutti gli incontri che abbiamo fatto, la difficoltà è quella di raccontare l'evoluzione di un territorio e soprattutto di avere un collegamento sempre diretto tra tutte le attività di scavo che si fanno fuori, che continueranno, e noi ci auguriamo che continuino molti anni, che devono trovare un riscontro qui all'interno, e questo non è facile, avere un allestimento che sia talmente facile, agevole ed utile, che permetta un continuo rinnovamento e racconto tra quello che c'è fuori e appunto quello che si vede dentro. Non voglio spoilerare, quindi faccio vedere velocissimamente questa immagine e che sparisce perché ci stiamo ancora lavorando, però c'è questo architetto molto bravo che si chiama Nicola Nottoli. Abbiamo fatto tante riunioni, tavoli di lavoro, e siamo sicuri che sarà un progetto bellissimo e che vedrà la luce anche molto presto, perché il finanziamento Cariparo appunto ha una scadenza e noi la vogliamo onorare e non vediamo l'ora poi di vedere le novità qui dentro. Ecco, un'ultima parola, anche qui non ho moltissimo da mostrare perché ci stiamo lavorando in questi giorni, ma si può dire, vero Marco, che ci sono degli altri finanziamenti molto importanti che provengono dal PNC, Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, che sono proprio destinati all'archeologia e che quindi stiamo con la fortuna di avere già tutto questo substrato di cui vi abbiamo raccontato oggi, di progettazione ma anche di riflessione e di messa in comune, di ragionamento di persone già che lavorano insieme, abbiamo capito, stiamo appunto ulteriormente definendo dove è opportuno andare a incidere con questi interventi, che quindi
coinvolgeranno sicuramente San Basilio, che abbiamo visto essere un po' il punto su cui le risorse si sono incanalate e che ha sicuramente molto, come dicevamo, da dire ancora, e che riguarderanno probabilmente gli edifici vicino alla Pieve, ma sempre in un'ottica di valorizzazione dell'intero complesso di conoscenze, anche per agevolare la continuazione delle conoscenze. Poi riguarderanno sicuramente anche l'Oreo, che costituisce l'altro, e Adria, che costituiscono gli altri due poli importantissimi dell'archeologia del Ponesi e del Delta. Adria naturalmente è quella che vince su tutto, perché ha la storia più lunga, di Adria conosciamo tantissimo, ma con questi progetti sicuramente anche il Museo di Adria troverà beneficio nel quadro appunto della rete, e speriamo, adesso il sindaco di Loreo, ma aspetta, l'assessore anche sono andati via, speriamo veramente di riuscire ad attivare anche col comune di Loreo, le premesse ci sono tutte, quella collaborazione strettissima che abbiamo coltivato insieme al comune di Ariano, per arrivare proprio a una maggiore valorizzazione dell'antiquarium, che voi sapete appunto è un sito che ha bisogno un po' di ripartire, di essere ripreso e valorizzato. Io ho parlato anche troppo. Grazie Giovanna, noi siamo arrivati al termine di questa mattinata, ringrazio voi per essere rimasti qui fino alla fine, e penso di interpretare il pensiero delle due amministrazioni coinvolte nello stesso progetto, Adria e Loreo, ringraziando per ultimi, ma non per ultimi perché bisogna farlo, perché sono state poi dopo le persone che hanno dato gambe alla volontà, alla nostra progettualità, e quindi in questo senso vanno ringraziate la Proloco, così come già ha fatto il sindaco Beltrame all'inizio nella persona di Mara Santarato, le associazioni coinvolte, il CIPSAE, il CERIDO nella figura di Sandra Bedetti principalmente, e il gruppo archeologico di Adria, lo faccio sempre a nome tuo, invece riporta a chi è dovere, e poi dopo ovviamente per il supporto, per l'input iniziale, per il supporto che sempre si viene dato da Alberta Facchi della direzione musei e da Giovanna Ferenza della soprintendenza. Io ho due ringraziamenti importanti, posso? Certo. Allora, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale di Adria, che prontamente è intervenuta. Io spero che sia l'inizio di una collaborazione più stretta in questo senso, e i professionisti che hanno lavorato, perché dietro c'era un altissimo livello professionale da parte, per quanto riguarda la didattica, Studio D, l'Associazione Culturale Studio D, la cooperativa Cose del Po, e il CIPSAE con Nicola Albertini, che non so se abbia una ditta, ecco, però fa archeologia sperimentale, quindi un altissimo livello di tipo educativo. Grazie. Grazie a tutti voi, arrivederci alla